Allora, cari telespettatori, ben ritornati con noi. Apriamo un altro capitolo. Questa volta ci dedichiamo all'aspetto sanitario, ma anche della prevenzione, dell'attenzione che dobbiamo riporre al nostro stato di salute. Per farlo, per parlare con cognizione di causa e soprattutto per guardare un po' più avanti, quindi le innovazioni che ci vengono dalla ricerca, dalla tecnologia applicata, abbiamo in studio il piacere di avere due esperti. Ben arrivato il dottor Giuseppe Caraccio, direttore sanitario GVDR, grazie di essere qui con noi, molto gentile. Ben arrivato anche il dottor Francesco Peruzzi, responsabile della diagnostica per immagini, sempre della radiologia. Grazie anche a lei. Tra l'altro sono medici molto competenti. Il dottor Caraccio è specializzato in geriatria, gerontologia, ma anche un'esperienza in medicina fisica e della riabilitazione, quindi abbiamo un campo molto esteso, e anche la diagnostica estremamente innovativa per immagini di competenza del dottor Peruzzi è estremamente interessante. Qui vedremo un capitolo innovativo che potrebbe aprire anche nuove opportunità. Vedremo sguardi sul futuro, sul presente, in che termini possono essere dati. Allora io direi di incominciare con lei, tanto è una cosa l'altra, però voglio intanto incuriosire anche i nostri telespettatori su quello che andremo ad affrontare e vediamo di capire un po' quanto è importante in generale nell'ambito della prevenzione, di tanto vessata, l'attività che viene fatta, la diagnosi, la valutazione preventiva e quindi l'attività che svolgete voi medici, e quanto secondo lei in ambito di politica medica è attuabile e quanto costa sul nostro territorio, ai noi. No, innanzitutto vorrei fare una premessa. Noi abbiamo un bene che è la nostra salute, che dobbiamo cercare di salvaguardare il più possibile, anche col passare degli anni. Quindi andare avanti con gli anni significa il rischio di ammalarsi e anche il rischio di perdere la nostra autosufficienza, che è un bene assoluto. E sappiamo quanti costi solo per le famiglie e anche sociali questo comporta. Quindi dobbiamo salvaguardare, cercare di prevenire il più possibile con sia diagnostica altamente specifica, sia anche con stili di vita, dando indicazioni di stili di vita importanti. Che adesso si punta tantissimo sugli stili di vita. Io sono, come geriatra, come fisiatra, punto tantissimo in questo. Bisogna anche prevenire. Prevenire significa anche come stili di vita, oltre il fumo, muoversi di più, camminare, che fa bene al cuore, ai muscoli, alle ossa, all'osteoporosi, tutto quello che sappiamo benissimo. Dobbiamo applicarlo, e questa è una cosa importantissima. Certamente una persona anziana, e penso a mia nonna di 40-50 anni fa, 50 anni fa, è ben diverso da una persona anziana, dico anziana, che non mi piace, o vecchio di adesso. Quindi è migliorata la qualità dello stato di salute delle persone. Ti chiedo una cosa per informare i nostri telespettatori: quando è che una persona, perché adesso appunto abbiamo visto l'aspettativa di vita, no? Si vedrà in pensione dietro 80 anni, saranno giovani settantenni, ma quando una persona può dire posso andare dal geriatra perché è considerato anziano di sua competenza? Una volta si pensava come età i 65 anni, adesso... ma adesso dire a 65 anni uno che è anziano, vedendo le condizioni che ci sono, assolutamente no. Ecco, adesso abbiamo dei grandi anziani adesso. Quindi voi avete grandi anziani? Anche i grandi anziani, quindi che si parla più di 75 anni, di 80 anni, questo un po' perché comunque anche l'aspettativa di vita delle persone è passata in pochi anni, raggiungendo per gli uomini superare gli 80 anni e per le donne i 90 e passa. No, 84-85 anni, che è l'età di aspettativa di vita per le donne. Quindi l'aspetto geriatrico di solito e soprattutto per un'età più avanzata rispetto a quando ho fatto io la scuola di specialità, che era faticamente di 65 anni l'età per definire la persona anziana. Ma adesso, se qualche mio paziente viene a fare perché ha male un ginocchio o altro, e gli dico che leggo i suoi dati anagrafici, no? Vedo che se li porta benissimo e che non gli darei mai gli anni che lui ha dal punto di vista anagrafico. Quindi anche le persone, sono i nostri utenti, sono degli anziani, delle persone che qualitativamente la loro stato di salute è molto migliore. Dal punto di vista medico, cosa fare? Oltre a dare le indicazioni, come ho detto prima, di stili di vita ben corretti, bisogna attuare delle prevenzioni con degli esami di prevenzione. La diagnostica senologica è uno dei tumori più frequenti, sono il tumore più frequente che c'è, del colon, quindi la prevenzione per le neoplasie del colon, quindi del seno, del colon, e poi ci sono la prostata e ci sono altri tumori polmone, quindi sono questi 4 tumori, neoplasie più frequenti.
D'altra parte, l'altra causa di morte, la stragrande causa di morte sono le malattie cardiovascolari. E le malattie cardiovascolari, questo dipende da fattori di aterosclerosi, cioè di degenerazione delle arterie, quindi bisogna valutare le funzionalità cardiache, controllare se non ci sono delle placche a livello dei tronchi sovraortici, quindi l'ecodoppler dei tronchi sovraortici, vedere un po' con valutazione, almeno fare un ECG, se non l'ecocardio, cioè valutare un po'. E poi gli esami ematochimici che sono fondamentali come complemento. Si può fare diagnosi in maniera preventiva, in maniera notevole, ma ognuno secondo me deve avere, a secondo della familiarità della sua anamnesi, deve avere uno specifico quadro di programma diagnostico di prevenzione. Questo è molto molto importante, quindi e in questo quadro che cosa non deve mancare? Dopo vedremo anche la diagnostica in generale. Cosa deve mancare? Deve mancare innanzitutto, ripeto, voglio sottolineare perché lo voglio anche enfatizzare, che la gente continua a muoversi, devono fare passeggiate, devono andare a ballare. Tantissimi mi chiedono: dottore, mi fa male il ginocchio, ma non mi tolga di andare a ballare, perché tantissime donne che hanno 70-75 anni, per loro andare a ballare è un qualcosa di dal punto di vista psicologico tira tantissimo su, dal punto di vista sociologico è importante perché si fa aggregazione e poi fa bene perché ci si muove. Quindi come puoi negare, anche se si gonfia un po' o gli fa male il piede o si infiamma il tendine d'Achille? Cercavano di fare un po' di terapie fisiche per ridurre un po' l'infiammazione, ma cercavano di farlo, quindi la prevenzione è continuare a fare attività. Poi dal punto di vista diagnostico fare tutte le campagne dove è possibile di prevenzione, dove sono possibili. A volte sono limitati, ma ci sono alcune campagne che sono fondamentali per la prevenzione dei tumori, che sia del seno, che sia del colon, e poi ogni tanto fare almeno degli esami del sangue. È vero che adesso il colesterolo o i trigliceridi bisogna fare gli esami secondo il circolare ministeriale della legge di appropriatezza ogni certo numero di anni. Infatti. È vero anche che costano così pochi soldi che si possono anche fare privatamente, perché sono davvero 2-3 euro, mi pare che costi questi esami, quindi si possono fare. Ovviamente non bisogna farli ogni 6 mesi, non ha senso. Non ha senso, non ha senso, quella è una inappropriatezza assoluta. Ma farlo quando è dovuto, se uno ha un colesterolo, per monitorare un po' anche l'ipertrigliceridemia o l'ipercolesterolemia è fondamentale. Problemi osteoarticolari sono un'altra questione che riguarda tanto gli anziani quanto anche i giovani, sempre in modo più frequente. Tanti trascurano questo perché poi implica un certo tipo di diagnostica, di valutazioni, e lì apriremo un altro capitolo, che non è accessibile a tutti o con delle tempistiche mostruose. Allora, per quanto riguarda dal punto di vista osteoarticolare, indubbiamente sono una delle patologie più frequenti. Più frequenti. Chi non ha mai sofferto di mal di schiena, la semplice lombalgia o la lombosciatalgia, chi non ha mai sofferto di un male o un ginocchio o all'anca, soprattutto dopo una passeggiata in montagna o altro, quindi indubbiamente ci sono delle articolazioni che vanno incontro a una degenerazione che è tipica di tutto, cioè il nostro corpo comunque va incontro a un logorio, chiamiamolo in termini impropri. Una degenerazione un po' delle articolazioni, della cartilagine, più che dei tendini, dei ligamenti, nonché anche della parte ossea, e quindi porta a degenerazione. Qui frequentemente questo non significa che avere l'artrosi è una malattia, perché la malattia artrosica si manifesta quando comincia a far male. Proprio l'altro giorno ho visto un paziente che aveva un'artrosi alle anche, ma le muoveva ancora benissimo, sembrerebbe quasi dal punto di vista radiografico da operare, in realtà la sua mobilità o altro non c'era indicazione per fare una valutazione di questo tipo. Un attimo solo, c'è un messaggio: purtroppo la prevenzione in Italia è un lusso che non possiamo più permetterci, grazie a questa politica ingorda. Filippo da Padova. È quello che dicevamo, vabbè. La prevenzione dobbiamo cercare di farla anche noi, un'autoprevenzione, e dove è possibile cercare di sfruttare il più possibile, sfruttare tra virgolette un termine un po' eccessivo, ma cercare di partecipare anche
a questi screening, queste valutazioni screening. che vengono fatte. Io le chiedo questo, c'è un po' anche la convinzione a volte diffusa, soprattutto nelle persone di una certa età, che una volta che si incappa in queste patologie anche di carattere osteoarticolare di vario genere non se ne esca più e quindi inizi un percorso ineluttabile di discesa, quindi sia difficile emergerne. Invece altri soggetti con una capacità, forza di volontà incredibile, ricorrendo anche peraltro a vari tipi di terapie, riescono brillantemente a ritornare in situazioni di normalità o quasi. È un capitolo molto importante perché l'autonomia dell'anziano è vitale per la nostra dice società. Qualcosa di verissimo. L'immobilizzazione di un arto, chi di noi non si è fratturato un braccio o altro? E vediamo la differenza dall'immobilizzazione della parte muscolare che si riduce fortemente, manifesta, è una manifestazione di quanto è importante muoversi. Noi, adesso non ho un grafico, ma l'ho mostrato proprio ieri ad alcuni, a un pubblico in un piccolo convegno all'Ascom, in cui la percentuale di perdita di massa muscolare con il passaggio degli anni è notevole. Se poi a questo non risponde, succede che un piccolo evento traumatico riduce la mobilità del paziente, si ha un crollo della massa muscolare, quindi una sarcopenia ancora più maggiore. Quindi è fondamentale. Allora, se uno ha male dobbiamo cercare di togliere, la prima cosa, togliere il dolore per rimetterlo a muoversi di nuovo, per non perdere muscolo, per non perdere anche capacità funzionale del cuore, perché ricordiamoci che anche il cuore è un muscolo e ci dobbiamo muovere, quindi più ci muoviamo, va allenato, ma non la passeggiatina in centro a vedere le vetrine, che in 2 ore facciamo 2,5 km, non serve a nulla. No, fa la passeggiata lungo l'argine o in centro in maniera intensa, di 4 km all'ora, 3-8, a secondo può dipendere un po' ma almeno 3-5-4 km all'ora, in modo da quello sì che comincia a essere un po' di movimenti importanti. Un allenamento. La qualità del movimento. Quindi ogni non è quanto alla settimana? Sarebbe bello farlo tutti i giorni, ma saremmo contenti se ognuno di noi facesse un'ora intensa almeno 3 volte alla settimana. 3 volte alla settimana è minimo, quindi non è importante che le dica queste cose perché poi chi ci segue sta attento a questi particolari, se poi detto da persone che hanno competenza, sono medici, dovrebbero essere quasi oro. Significa prevenire l'osteoporosi, significa allenare il cuore, perché deve andare su una certa frequenza il cuore, frequenza cardiaca, il battito e anche i muscoli e tutto. Quali sono le problematiche che lei affronta più di frequente come fisiatra? Un attimo che leggiamo i messaggi, sennò i nostri telespettatori si arrabbiano. Il mio medico non mi passa più impegnativa per normali controlli diagnostici a livello di prevenzione, se proprio non giustificata da patologie progresse o in essere, scrivono da Verona. Questo posso rispondere? Sì. Questa è un po' una distruzione di questa benedetta legge dell'appropriatezza, in cui ha imposto delle limitazioni nella prescrivibilità. Però è anche vero che c'è stata una circolare proprio l'altro giorno da Lorenzin, in cui dice che non verranno applicati delle penalità nei confronti dei medici di base, ma è soltanto in maniera sperimentale per vedere cosa succede. Quindi adesso non dobbiamo farci ossessionare. Prima si prescriveva forse anche troppo in maniera inappropriata, ma adesso stiamo cadendo dall'altro canto in una situazione in cui tutto è inappropriato. No, ci sarà un equilibrio. Però il cittadino si trova in questa impasse. Lo so, ma non soltanto loro, perché vediamo che i nostri ambulatori, che molto spesso sono loro che vengono a chiedere in maniera privatistica le prestazioni che altrimenti dovrebbe passare il sistema sanitario regionale. Questo però per l'interpretazione eccessiva, a volte un po' troppo forte da parte di questa legge. No, assolutamente. No, ma dopo parliamo anche della domanda che le avevo fatto, che insomma è interessante. Quali sono le problematiche più frequenti che lei si trova ad affrontare come... diciamo nelle persone anziane, sono soprattutto le patologie osteoarticolari, da una parte che sono osteoarticolari, quindi lombalgie, cervicalgie o lombalgie, quindi me la collo, banda alla schiena, poi il ginocchio è una delle articolazioni più interessate, spalla e anca. Ma oltre a queste patologie c'è un altro capitolo importante, che sono le malattie degenerative del sistema nervoso. Quindi questa. E là è un grande capitolo, quindi abbiamo da una parte il decadimento cerebrale con l'Alzheimer, abbiamo quindi anche gli aspetti, le malattie di Parkinson, ictus
esiti di ictus, quindi e anche questo è un altro grande capitolo di cui noi trattiamo in riabilitazione, che ormai diventa questo tipo di patologia è quasi diventato predominante nei trattamenti che noi facciamo, anche perché non si può negare la non appropriatezza del trattamento riabilitativo in questo tipo di patologie. Quando parliamo di prevenzione di malattie osteoarticolari è abbastanza chiaro, con tutte le problematiche, ho visto anche i nostri telespettatori che ci segnalano e sono ben consapevoli di questo. Quando parla invece di degenerazione a livello di problemi cerebrali, eccetera, è diversa la questione, si può fare prevenzione, c'è qualche cosa, o come uno può intervenire per tempo prima di arrivare a? Per quanto riguarda il decadimento cerebrale, anche questo va allenato, anche il nostro cervello va allenato, non dobbiamo dimenticarcelo, quindi non dobbiamo perdere interessi, su tutto, continuare a leggere, avere una vita sociale, perché questo, a impegnarci dal punto di vista culturale e tutto, perché questo comunque permette che il nostro cervello funzioni di più e meglio. Questo per quanto riguarda, diciamo, la demenza. Per quanto riguarda invece gli aspetti della malattia di Parkinson e altro, queste sono malattie che ormai la causa, se non per piccole percentuali, non si sa. Ancora sconosciuto. È ancora sconosciuto. Sappiamo cosa succede, cosa avviene, che manca un mediatore chimico a livello cerebrale, ma non si sa la causa perché avviene. C'è un depauperamento, sarà per motivi genetici, sarà per altri motivi, non sappiamo, e avviene. Ma mentre prima si pensava che nella malattia di Parkinson dovevamo salvaguardare il residuo di attività motoria nei pazienti, invece adesso è una rivoluzione completa. Anche nella malattia di Parkinson l'approccio riabilitativo deve essere precoce, programmabile, quindi programmato nel tempo, e dove un aspetto importante è avere anche la riabilitazione cognitiva. Quindi c'è stato un passaggio radicale. Sì. Quindi vuol dire anche i trattamenti devono essere completamente diversi. Tanto è vero che nel Parkinson noi facciamo i trattamenti in acqua e in piscina, che hanno un successo immenso, e dove tutti gli atteggiamenti posturali alterati dalla malattia di Parkinson scompaiono automaticamente. Infatti stiamo facendo anche una piccola nostra valutazione su questi trattamenti, perché stiamo facendo quasi una piccola ricerca interna proprio per valutarne, dato che abbiamo la possibilità con una piscina di 16 metri per 6 di poter dare il massimo e quindi poter vedere anche gli effetti che questo trattamento riabilitativo ha sui malati di Parkinson. Ultima cosa a questo proposito, le dice riabilitazione quindi in acqua, riabilitazione motoria in acqua, che comunque coinvolge olisticamente tutto l'essere, l'organismo, una sensazione anche di benessere senza dubbio. Se attuata in piscina termale, visto che ci troviamo comunque in una regione che è fortunata sotto questo profilo, l'acqua salsobromoiodica, ipertermale, che cura i problemi osteoarticolari, può essere di coadiuvante in una riabilitazione di un anziano o mantenerlo in uno stato psicofisico? Ha un ruolo ottimo, stupendo, meraviglioso. Dobbiamo sfruttare anche di più le nostre terme, no? Però ecco, in alcune patologie come con il Parkinson, dove ci possono essere dei crolli della pressione, attenzione all'acqua calda. Bravissimo, bisogna stare attenti, perché la temperatura di 33 gradi, 34 gradi in ambito termale può creare dei collassi che può determinare dei malati di Parkinson o chi ha problemi di cuore importante. L'anziano che non ha problemi invece l'anziano che ha problemi articolare, muscolare, tutto, se riesce a farlo in ambito termale sarebbe l'ideale praticamente. Perfetto. Allora dedichiamoci adesso a un altro capitolo che comunque è strettamente correlato, perché non si può arrivare a una corretta diagnosi approfondita se non si fanno anche delle valutazioni diagnostiche. Questo è il tema. Lo approfondiamo subito dopo la pubblicità, che così abbiamo più tempo di dedicarci e di capire anche quali sono le importantissime novità. Tra poco.